è una vittoria che credo sia indiscutibile, la miglior squadra del campionato. Di solito nel calcio si dice che è difficile vincere e giocare bene. Questa squadra, almeno per quello che mi riguarda, l'ha fatto da quando sono venuto e quindi abbiamo strameritato la vittoria del campionato. Una dedica particolare? La dedica particolare la do solo a chi ha avuto fiducia in me, che mi ha chiamato, al Presidente, parlo del Presidente ovviamente, a novembre, e ovviamente a tutti i ragazzi, a chi mi è stato vicino in questi mesi, lo staff. È una particolare dedica a mia moglie e a mia figlia che mi sono stati vicini. Senti, c'è stato un momento nel quale hai capito che questo campionato l'avresti vinto? È stata la sconfitta di Alghero. Il mercoledì dopo ci siamo ritrovati tutta la squadra in un locale di Nuoro, abbiamo festeggiato il compleanno di Gianluca Festa e là ho visto che il gruppo era unito e voleva realmente raggiungere il suo obiettivo e ci siamo riusciti. Senti, una grande piazza Nuoro merita questa promozione come l'avete meritata voi come gruppo. Io l'ho sempre detto dall'inizio al Presidente quando aveva preso la Nuorese, ha le potenzialità per fare la C e mi è fatto molto piacere che ci sono riuscito io a portarla in Serie C, ovviamente con l'aiuto di tutti, e credo che con una giusta scelta, con una scelta intelligente questa società potrà ancora crescere. Descrivi la gioia di questa seconda promozione consecutiva. È una gioia incredibile, non ho neanche parole perché non riesco neanche a parlare, sono talmente emozionato che volevo spendere 2 parole per dedicare queste 2 gioie alla gente di Nuoro, perché se lo meritano, tutta la gente di Nuoro in generale, perché è incredibile, sono venuti in 400, 300, non so quanti sono, però sembrava che eravamo in casa oggi, è un'emozione incredibile. Però alla festa ci sei anche tu. Sì, è stato il coronamento di un sogno, abbiamo fatto un campionato penso eccezionale, abbiamo buttato qualche punto, per questo ci siamo ridotti alla penultima partita, però penso che è la squadra più forte, la Nuorese l'ha dimostrato. Senti, una dedica doverosa? Beh, la dedica a mia moglie sicuramente, che mi sta sempre vicino, anche nei momenti più brutti come è stato nell'ultimo periodo mi è stata vicino, quindi la ringrazio. Senti, la vittoria di un gruppo, questo è indiscutibile. Il gruppo penso che sia l'arma fondamentale di quest'anno, anche se abbiamo avuto una grossa cifra tecnica in squadra, però penso che il gruppo sia la cosa fondamentale. Stravolto Edoardo Fiammodo perché hai corso più dei giocatori, però questa festa meritava questo ed altro. E siamo solo all'inizio, non so cosa ci sta aspettando in Sardegna, penso che tutta la notte ci sarà festa, quindi me l'aspetto, sono contentissimo. È stata una vittoria davvero meritata da questa squadra. Lo abbiamo detto con tutti, è la vittoria di un gruppo splendido. Sicuramente sì, dentro e fuori il campo, perché comunque è un'organizzazione che è nata, si sta sviluppando e vi posso già dire che Goveani è già con la testa all'anno prossimo. Gianluca Festa a Nuoro, 2 promozioni in 2 anni, te l'aspettavi? Sì, no, non è vero, no, diciamo che ci credevamo tutti e già all'inizio della stagione sapevamo che questa squadra è una squadra competitiva, quindi io penso che abbiamo meritato questo risultato perché siamo riusciti a gestire bene i momenti di grande difficoltà e quindi sicuramente è un risultato che ci paga ampiamente per gli sforzi che abbiamo fatto. Senti, hai vinto tanto nella tua carriera, cosa ti hanno dato queste 2 vittorie a Nuoro in più? Diciamo che oggi ho raggiunto un piccolo record perché è la quarta promozione di seguito, quindi per me è motivo di grande soddisfazione. Poi penso che la città meriti una squadra a questi livelli e quindi soprattutto il pubblico ci è stato molto vicino e questo per me è stato molto importante. Ci ritroviamo nei professionisti di nuovo, adesso valuteremo un attimino.